quando si parla di musica popolare, sarebbe migliore parlare di musica di tradizione orale, che musiche che venivano trasmettute di generazione in generazione in forme orali, non scritte. Dopo ho vinto di che la musica di tradizione orale è un'espressione di civiltà contadine, una civiltà un'evore antiche, ma che è stata trasformate in maniera definitiva dopo qualche decennio in daur. E allora ho potuto inchiatare qualche olme di queste antiche tradizioni, ma è come un olme. La tradizione in origine è stata trasformata, modificate, omologate. Le prime volte dal Vocent, le culture romantiche ha voluto nobilità la cultura popolare. Il canto è diventato un canto armonizzato, il testo è stato insiorato di paraulis novis, e allora la vilote, il canto popolare furlan, che era un'evore popolare, un'evore radicata, cultura del popolo, è diventato qualche roba di nobile, di culturalmente alto. Il secondo momento è quello del ventennio fascista, che ha folclorizzato tutta la tradizione popolare, le fa diventare una notte di colore all'interno di una cultura italiana, che non era italiana. Il terzo momento, un evore importante, sicuramente il momento più importante, è stato il dopoguerra, il boom economico, gli anni 50, ma soprattutto la diffusione dai mass media, perché hanno inciduto non solo sul repertorio musicale, ma proprio sul sistema di ascolto, sull'orecchio, su come si consumava la musica. La musica è diventata un fenomeno globalizzato e la musica popolare è diventata omologata. Noi abbiamo anche ancora una possibilità di Cyril Dries delle nostre musiche. Lo possiamo fare con le registrazioni antiche, con le prime registrazioni che sono che sta agli anni 50, a metà degli anni 50 sono le prime campagne sistematiche di registrazione in chiarnie. Poi dopo viene la nuova musica, la musica che nasce di tradizione, ma che è altri. Da 76 ha avuto il terremoto. E allora ho potuto lei la storia delle musiche furlane, della produzione delle musiche furlane in altre maniere. Ho potuto lei la storia di un popolo che ha scominciato a avere di perdere la casa, di perdere il paese, di perdere la lingua, la cultura, e ha avuto voglia di tornare a Cirillis Lidris. Ma grazie proprio all'evoluzione tecnologica, perché in quel tempo ho visto proprio un'evoluzione e la possibilità di produrre in maniera indipendente. Ho vincitato un popolo, la Int, che ha saputo da stesso tempo Cirillis Lidris, e da stesso tempo imparare a scrivere robis novis. E la musica, anche la musica, oltre che cultura, ha avuto una svolta. Ha rinasciuto un fenomeno musicale che prima non era, sostanzialmente.